Beh, la mia azienda è partita nel 73, sempre con passetti corti, soffrendo anche a volte nel mercato perché prime esperienze, non avendo grosse capacità anche amministrative. Nel 2000 sono arrivato qua con 6-7 dipendenti, 8. Manodopera qualificata del mio settore non se ne trova, ma i giovani d'oggi forse non sarà neanche colpa loro, colpa del mercato. Le famiglie in particolare, io vorrei che tutti i soffioi diventassero maestri, minimo, dottori, tutti quanti laureati. Per il mercato della manodopera non c'è nessuno che si preoccupa di questo, perché i giovani oggi fare determinati lavori non vuole più farli. Mi ho scelto maestro artigiano anche perché mi sentivo giustamente ricompensato. Con l'artigianato abbiamo sempre avuto ottimi rapporti da quando ho cominciato a essere inserito su cariche a livello comunale, insomma, ecco. Dopo il tempo è sempre poco e ora amico sempre cercato di dare il massimo delle mie possibilità.